Traffico illecito di rifiuti dal Veneto alla Puglia. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato a piede libero 25 soggetti, tra cui 3 imprenditori che sono stati interdetti per un anno dall'esercizio della loro attività. Si tratta di un broker 55enne di Mogliano, di un 62enne foggiano e di una 37enne di origini romene. Sequestrati in via preventiva 3 siti di stoccaggio non autorizzati, 2 nel Veneziano, a Marghera e Malcontenta, 1 a Casalvecchio di Puglia. Sono stati consistenti invii di materiale plastico, in realtà solo fittizi, verso la Slovenia, gestiti dal trevigiano a insospettire i finanzieri, risaliti a un traffico di scarti industriali che sulla carta si giostrava tra Italia, Svizzera e Slovenia. Ma in pratica i rifiuti venivano stoccati in siti non autorizzati tra Veneto e Puglia, privi di garanzie, dove non erano mappati, per poi essere rivenduti a prezzi concorrenziali. 16.000 tonnellate, il tutto eludendo il fisco per 6 milioni di euro e la cosiddetta ecotassa per circa 90.000 euro. Sicuramente la società in provincia di Treviso, che è stata attenzionata durante l'attività di indagine, può essere considerata il vero fulcro dell'attività illecita di una vera e propria associazione criminale. L'imprenditore trevigiano teneva le fila di diverse attività che coinvolgevano tanti altri operatori in tutto il territorio nazionale. E tutto questo in barba alla leale concorrenza. I rifiuti prendevano infine la strada della Germania. Sono rifiuti speciali, non pericolosi. Si tratta più in particolare di materiale plastico, quindi non c'era un vero e proprio pericolo per l'ambiente.